Professore Busetta, ad Agrigento, da poco insediatosi, intanto una situazione di come ha trovato la struttura ad Agrigento. Ma io sto imparando ancora, quindi sto cercando di capire come posso contribuire a potenziare il consorzio sulla base delle esperienze già maturate dai miei predecessori, alcuni dei quali sono come Melisenda, La Galla, lo stesso Romano, ma anche l'Armao, sono personaggi di grandissimo rilievo che adesso contribuiscono alla gestione della regione, quindi diciamo che sono il professor Melisenda, mio maestro, scomparso, però gli altri sono in attività e quindi il consorzio è uno strumento importantissimo per la provincia di Agrigento, a mio parere. E l'università e la formazione è fondamentale per qualunque tipo di territorio. Quindi cerchiamo di vedere come impostare la fase formativa da un lato, ma farlo camminare su tre gambe. Quello della formazione, che ha avuto recentemente alcune defiance, sappiamo che i corsi sono diventati meno di quanto non fossero prima, quindi bisognerà lavorare perché venga potenziata l'offerta formativa. Dall'altra parte vi è un'idea da parte nostra di far sì che diventi un laboratorio di riflessione per la provincia, di progettazione, di messa insieme di una rete di rapporti. In questo senso già per esempio abbiamo fatto una serie di incontri, stamattina fra poco faremo quello con i sindacati, mi pare fondamentale rispetto ad un'attività lavorativa, ma abbiamo già fatto un incontro con la CNA stamattina, con il dottore Randisi e con Giuseppe Taibbi del FAI. Faremo delle convenzioni in modo tale da lavorare insieme e questo quindi per questo aspetto è già un fatto importante. L'altro aspetto, essendo noi avendo come socio di maggioranza il Comune di Agrigento, evidentemente in un progetto Agrigento 2020 dobbiamo essere dentro, non c'è dubbio assolutamente, su questo stiamo cercando di capire come potremmo dare un nostro contributo. Intanto per il 15 di febbraio siamo tutti invitati qui al consorzio perché faremo una riflessione sulla situazione economica della Sicilia insieme alla Fondazione Curella e ad una serie di altri enti, il Comune di Agrigento, il sindaco Firetto è informato ed è contento di questo fatto, con un approfondimento particolare per la provincia di Agrigento, capire dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, quali sono le esigenze occupazionali, che sono tante, lo sappiamo bene, capire cosa si può fare perché alcune cose si risolvano. Il Paese sta andando verso un numero di occupati abbastanza elevato, anche se molti sono gli occupati non a tempo determinato o precari, ma in ogni caso hanno un'occupazione. Nella provincia di Agrigento tutto questo sta avvenendo molto poco e quindi bisogna fare in modo che invece si possa puntare a un'occupazione stabile per molti. Devo dire che il rapporto con la Valle dei Templi e con il direttore della Valle dei Templi Parello è stato un rapporto immediatamente produttivo. Abbiamo incontrato come primo attore di questa realtà e quindi cercheremo di continuare a collaborare con lui. Insomma, le idee sono tante, dal dire al fare c'è di mezzo il mare, come dice qualcuno. È chiaro che cercheremo di realizzare il più possibile, ma le problematiche sono ampie, sono tante, come quelli dei finanziamenti, come quello che vuole la Regione per questi consorzi universitari. Faremo un incontro, organizziamo un incontro di tutti i consorzi per capire che cosa dobbiamo fare da grandi. Insomma, del lavoro ce n'è tanto, ecco. Siamo qui a dare il nostro contributo.